Riparte una nuova trasmissione su Telefriuli, Profumi e Sapori, in Osterion Format, la prima parte di un format televisivo ma anche web che viaggerà in rete in tutto il mondo per raggiungere anche i nostri corregionali all'estero, promossa da Ente Friuli nel mondo per ricordare, per far conoscere luoghi così importanti, memorie e luoghi di aggregazione in particolare che sono le nostre osterie. Per presentare questa che è la prima puntata con noi abbiamo Loris Basso, presidente di Ente Friuli nel mondo. Buongiorno Loris, qual è la finalità di questa serie di trasmissioni? Buongiorno, Mandi Furlans, siamo in Piazza San Giacomo, Piazza da Arbis, qua nel centro di Udine, del Friuli storico, dove veniva svolto uno dei più grandi mercati ortofrutticoli della nostra regione, dove era il centro di aggregazione, il centro di relazioni fra la nostra comunità. Però un altro luogo ancora più importante, più significativo, dove veniva eletto, nominato il sindaco, era ed è e sono ancora le nostre osterie del nostro Friuli. Osterie che si trovano sparse in tutti i paesi del nostro Friuli storico, nei piccoli borghi che in questo momento durante la storia sono stati spopolati dall'immigrazione, però rimangono ancora il punto di riferimento. Ecco che Ente Friuli nel mondo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato alle corregionali all'estero, lingue minoritarie, assieme alla Fondazione Friuli al Comune di Udine, vuole raccontare la storia di questi luoghi dove c'è l'aggregazione, c'è ancora il ricordo, sono dei presidi della enogastronomia regionale. Ecco la forte collaborazione anche col Comitato Difesa Osterie Friulane, il Ducato di Vini Friuliani. Vogliamo raccontare questi luoghi, aneddoti, il perché ci sono ancora questi punti di ritrovo quando un nostro friulano dove tanti anni ancora è rimasto all'estero in questo momento di emigrazione forte che il nostro Friuli ha subito, rientra, alle volte trova spopolato il piccolo paesino di montagna, però ancora l'osteria c'è e quindi noi vogliamo raccontare tutta questa bellissima storia. E ad accompagnarci in questo viaggio alla scoperta delle osterie non poteva esserci che uno dei grandi conoscitori delle osterie del Friuli storico, Enzo Driussi, che sarà sempre con noi in ogni appuntamento, in ogni puntata, a raccontarci attraverso la sua grande esperienza la storia di questi luoghi così importanti. Enzo, una storia che racconta la storia del Friuli, quella dell'osteria. Ma direi di sì, perché il Friuli è nato in osterie, verrebbe da dire, continua a crescere nelle osterie e io partirei proprio con un ringraziamento, ma veramente grande, all'Ente Friuli nel mondo e alla Regione, già ricordati dal Presidente Basso, perché non capita molto spesso che si voglia valorizzare anche per l'estero queste nostre tradizioni. Partirei dal titolo azzeccatissimo, Profumi e Sapori delle osterie, ma aggiungerei anche cultura delle osterie, perché è proprio lì che da tempi immemorabili si produce cultura, oltre che socialità, amicizia, gastronomia. Si beve anche un buon bicchiere, perché no? Si va in osteria non per esagerare, ma per stare in compagnia. Per cui conosciamole queste osterie e vediamo di pubblicizzarle il più possibile, perché da un po' di tempo ci siamo accorti che anche i giovani diventano frequentatori delle osterie. Una volta l'osteria era, assieme alla sacrestia, alla stalla, il luogo dell'incontro di tutti gli anziani, di tutta la gente del paese. Deve ritornare così. È chiaro che le osterie si evolvono, è chiaro che cambiano, così come cambiano le norme. E ce ne accorgiamo ogni giorno, ci sono sempre norme particolari, speciali, che bisogna osservare e che un po', diciamo la verità, hanno snaturato il vero profumo dell'osteria, che era il profumo di una volta. Oggi mi viene da pensare a quei profumi di baccalà
al profumo della ringa, al profumo della polenta che ogni osteria aveva come stuzzichino o come piatto, perché adesso le osterie sono anche in certe situazioni delle piccole trattorie. Continuiamo, viaggiamo attraverso le osterie, viaggeremo attraverso il Friuli, viaggeremo attraverso la cultura del Friuli. E ci siamo spostati di fronte alla loggia per incontrare il sindaco Piero Fontanini, un amante delle tradizioni friulane e anche quindi delle osterie, del buon bere, dell'aggregarsi e della storia che raccontano questi luoghi. Sì, le osterie sono un luogo fondamentale nella cultura friulana, perché nell'osteria, oltre a incontrarsi per parlare di cose anche banali, erano luoghi in cui le persone trovavano momenti di serenità e anche di amicizia. Purtroppo col coronavirus queste cose sono state fortemente ridimensionate. Ma quante erano le osterie nella Udine di un tempo? Ma le osterie erano i luoghi più numerosi, adesso sono diventati i ristoranti, i pub, usiamo molte altre terminologie, erano tutte osterie dove si beveva il vino del Friuli, in particolare il Tokai, il bianco, che è un vino che adesso ha dovuto cambiare, come sapete, nome, però è il vino degli incontri, è il vino dell'amicizia, è il vino di passare qualche ora, magari anche poi giocando a carte, perché le osterie erano il luogo anche dove si giocava con le carte, la famosa briscola, che era un gioco molto usato dai friulani. E allora cominciamo il nostro viaggio con un'osteria proprio di Udine, al Vecchio Stallo. Non solamente osteria al Vecchio Stallo, è diventato negli anni un museo perché raccoglie testimonianze, quadri, opere, ricordi. Ma tutto è cominciato quando abbiamo inaugurato il locale e l'architetto Coccetta, che ci aveva dato una mano più o meno a mettere a posto un po' il locale, ha portato dei comas, cioè dei collari per cavallo. E lì poi i nostri clienti hanno cominciato a dire: ti porto io un ferro di cavallo, ti porto io una frusta, ti porto io... E piano piano il locale si è riempito di tutte queste cose che ricordano appunto il passato del Friuli e anche, diciamo, quelle che sono le osterie più tipiche di un tempo, che appunto erano piene di queste cose, ecco. I vecchi mestieri in un certo senso rivivono attraverso questi oggetti. Sì, per esempio ci sono dei cialdirs che appunto ricordano il fatto che una volta appunto si faceva la polenta su spoler con questi cialdirs di ghisa, oppure ci sono anche altri strumenti che riguardano anche altri lavori, non so, le pialle del falegname, piuttosto che i ferri del mestiere di qualche altro artigiano, e qui ne abbiamo parecchi, ecco, bilance, raffrettatrici di una volta a mano, tipo questa Berkel qua che si vede qui. E poi ci sono anche quadri, opere d'arte che raffigurano o il Friuli o sono state realizzate da friulani. Sì, Giorgio Gomirato ci ha fatto nel 90, quando abbiamo diciamo, ampliato il locale, ci ha fatto un murales e ci ha regalato anche altri suoi lavori. Poi anche altri pittori che frequentavano questo locale ci hanno regalato degli altri quadri, e anche certi nostri clienti ci hanno portato delle loro opere. E piano piano si è riempito il locale anche attraverso queste appunto donazioni che ci hanno fatto i nostri clienti, e che hanno chiaramente un valore ancora più grande, perché sono proprio, hanno un valore affettivo e anche storico per noi, ecco. Con l'Osteria al Vecchio Stallo è un'osteria che è in città. Che cosa cercano i clienti che vengono a bere un bicchiere da voi e che vengono a mangiare da voi, che possono non essere solo di Udine? Ma noi chiaramente puntiamo sul discorso dei piatti friulani. Abbiamo una vasta gamma di piatti friulani, non so, il fricco, l'orzo e fagioli, il brovat del musetto, insomma, e anche tanti altri, perché abbiamo una vasta gamma di questi prodotti. Ma cercano sì i piatti, però cercano anche l'arredamento. Questa osteria è una delle più vecchie di Udine, questo tavolo per esempio ha più di 100 anni, per dire, e chiaramente qui si ritrova appunto l'atmosfera di un tempo. Poi io penso questo, cioè
che qui arrivavano i carrettieri e trovavano un po' di conforto, o fresco d'estate o caldo d'inverno. I cavalli anche arrivavano, si dissetavano, mangiavano, e secondo me queste onde positive sono rimaste tra queste mura. Ecco, a me piace pensarla così. Uno spazio che ancora comprende una parte interna e anche un cortile esterno. Appunto, dove se voi andate in qualche osteria, magari anche di Milano, oppure in qualche ristorante in città, e all'interno c'è un cortile, probabilmente quello era anche quello uno stallo, cioè un posto dove arrivavano i cavalli o i carri o anche le carrozze, perché era obbligatorio avere un posto all'interno, perché i carri dovevano entrare e anche gli animali dovevano entrare all'interno, dove appunto si trovavano le stalle, oppure un ricovero anche per i carri o le carrozze. Qualche aneddoto particolare che racconta qualche vicenda del vecchio stallo, se lo ricorda? Ma ne ho molti veramente. Potrei dire che qui sono passati tanti personaggi famosi, ecco, tra virgolette, insomma, registi famosi, attori famosi, non so, Mario Monicelli per dire un grandissimo, ecco. Però vorrei ricordare anche un mio dipendente, ecco, un certo Beppi, che ha fatto un po' la storia di questo locale, perché aveva una grandissima simpatia e qualcuno voleva essere servito da Beppi perché era un po' rustico, qualcun altro non voleva essere servito da Beppi. Però poi i clienti che lo apprezzavano diventavano anche poi in qualche maniera amici e addirittura lo invitavano a cena a casa loro, ecco. Riusciva addirittura a entrare proprio anche nelle case. L'osteria, un luogo di aggregazione, un luogo di storia, un luogo di memoria, un luogo importante per il Friuli Venezia Giulia, ed è nato anche il Comitato di Difesa delle Osterie Friulane. Ma che storia ha questo comitato? Io la storia del comitato la leggo alla nascita di mio figlio, che oggi ha 36 anni. Il comitato è nato perché 20 amici di tutti i tipi di estrazione sociale un giorno si sono detti: ma perché qualche osteria deve diventare qualcosa di diverso, tipo, con tutto il rispetto, pizzerie, fast food, eccetera? Difendiamole. Come facciamo? Abbiamo creato un comitato con tanto di rogito notarile, con tanto di statuto, e oggi, a 36 anni di distanza, questo comitato ci siamo accorti che è diventato una cosa grande, una cosa importante, che non avrà fatto i miracoli che noi pensavamo di fare, e cioè rimettere le osterie in primo piano per combattere qualcosa. Ma siamo riusciti ad evitare che l'osteria finisse in un museo, in una cosa antica, qualcosa di bisogna andarla a cercare ma non si trova. Invece l'osteria si trova ancora. Grazie a questi 20 coraggiosi, che purtroppo, e qui lo dico con un velo di tristezza, non sono più 20, non sono neanche 10. Credo siano 6, 7 rimasti. E questo ti mette un po' di malinconia, però è la vita. Ma quello che è più importante è che il comitato è rimasto vivo, al di fuori e al di là dei suoi fondatori. Hanno voluto che io facessi anche il presidente e il direttore del giornale, altra grande, bellissima realtà del Comitato delle Osterie. L'ho fatto per 20 anni. Poi, giuro, ero stanco. Ma non di andare nelle osterie, di avere questa responsabilità, questa carica. E allora mi sono girato, ho guardato la mia destra e ho visto chi doveva prendere il mio posto. E poi lo conosceremo, perché è proprio qui che mi sta ascoltando. Il comitato è tutto qua. Le iniziative sono state molte, qualcuna anche importante. Ricordo un periodo in cui il comitato stava per diventare una forza politica, fra virgolette,
per entrare in una competizione elettorale, ma poi ci siamo accorti che avevamo scherzato. Ma abbiamo messo paura a qualcuno che ci ha quella volta accusati di essere niente di più che quelli che proteggono gli alcol trafficanti. Non era vero. Noi proteggiavamo e continuiamo, grazie a chi mi ha sostituito, noi proteggiavamo le osterie, la socialità, lo stare insieme, l'incontro, l'amicizia, il buon bere e il buon mangiare. Ecco che cos'era il comitato e che cos'è il comitato. L'osteria, da come si può dedurre dalla parola, nasce da oste, colui che serve al tavolo, però l'osteria è anche un luogo dove si mangia. Certamente. E a proposito dell'oste, bisogna ricordare che l'osteria era un luogo di malaffare. Qualcuno si ricorderà che una volta si diceva oste della marora. Le osterie erano anche ricettacolo di gente un po' così, un po' colà. Proviamo a pensare ai piombi di Udine. Chi è giovane non se li ricorda, naturalmente, ma neanche quelli anzianotti come me, i veri piombi, non li hanno conosciuti perché era l'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, e quando lì c'era veramente tutto il genere umano, dal peggiore al migliore, dal mengo che andava con le torce al seguito dei funerali per poi andare a spendere proprio lì ai piombi quelle 4 palanche che guadagnava, fino al giornalista di grido che assisteva a tutte le intemperanze degli avventori. Ecco, l'osteria era sì luogo un po' di perdizione quella volta, diciamo la verità, oggi non più. Oggi l'osteria non voglio dire che sia diventata l'élite, però nell'osteria troviamo tutto il genere umano, il miglior genere umano. Osteria, parlando di osterie non si può non parlare del vino, del Friuli Venezia Giulia, rappresentato anche dal Ducato dei Vini. Dunque, faccio una premessa. Il Ducato dei Vini Friulani si appresta a celebrare i 50 anni dalla sua nascita, che è avvenuta nel 1972 a Cividale del Friuli per iniziativa di quel grande giornalista che fu Isi Benini, circondato da altri personaggi illustri del tempo. Ne cito alcuni sperando di non fare torto a quelli che involontariamente dimentico. Gigi Valle, Collavini, Conte Formentini, Candolini, Manganotti e tanti altri diedero vita a questa associazione che, ricordo, è senza scopo di lucro, che ha come suo riferimento la difesa e la promozione dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Enogastronomia che quindi comprende a pieno titolo anche le osterie, oltre che le trattorie della nostra regione. Entriamo nel dettaglio del fortissimo legame tra l'osteria e i vini friulani. Un nobile del Ducato, che fu anche duca, indimenticato Alfeo Mizzau, amava ripetere che la cultura del popolo friulano è nata e si è sviluppata attraverso le osterie. Quando negli anni che furono non c'era la televisione, non c'era internet, la gente dove si riuniva la sera? Si riuniva nelle osterie, dove c'era il parroco, dove c'era il maresciallo dei carabinieri, dove si faceva comunicazione, per dirla con un termine attuale, dove si sviluppava quella cultura che poi portò, diciamo, ad essere la cultura dei friulani, che è quella che è tuttora, ovviamente con altri sistemi, con altri mezzi, ma l'origine della cultura friulana passa inevitabilmente attraverso le osterie. Un'osteria, la comunicazione, l'aggregazione, di fronte a un bicchiere, di fronte a un piatto tipico, ci si rilassa di più, si riesce a comunicare meglio? Certamente sì, noi come Ducato ne abbiamo avuto testimonianza, essendo in stretto contatto con l'ente Friuli nel mondo. Abbiamo istituito, dove maggiore è la presenza dei friulani nel mondo, abbiamo istituito delle nostre sedi che si chiamano Comté,
a capo delle quali c'è un conte, che ovviamente è un nostro friulano, e attraverso le quali cerchiamo di portare le tradizioni, di mantenere vive le tradizioni del Friuli. Quindi portando le più recenti conquiste, tra virgolette, dell'enogastronomia friulana, i nostri vini, in modo tale che i nostri produttori abbiano in quei paesi un punto di riferimento. Attualmente le contee si sviluppano dal Canada all'America Latina, all'Australia, alla Cina, al Giappone. Se non ci fosse stata questa pandemia avremmo inaugurato una contea anche a Mosca, cosa che faremo non appena ci sarà possibile. Inizialmente il vino da osteria non era un vino da etichetta, ecco, in questo senso come si è evoluta la storia del buon bicchiere? Allora, una delle prime missioni del Ducato fu quella di portare all'attenzione dei mercati del tempo il vino friulano in bottiglia. A quel tempo, quindi parliamo degli anni 70, il vino friulano veniva prevalentemente venduto in damigiana, pochissime erano le etichette. Il Ducato ebbe il compito di portare nelle grandi esposizioni dei vini, non soltanto in Italia, parliamo del Piemonte per esempio, ma anche in Francia, di portare le prime etichette friulane, che ebbero ovviamente un grandissimo successo. Il vecchio stallo, ma cosa vuol dire e che storia ha questa osteria? Allora, Bondia Duc è il vecchio stallo. Il vecchio stallo fa parte di quelle osterie e ricoveri che agli inizi del Novecento erano diventati, diciamo così, obbligatori, anche se ben da prima gli stalli erano luogo dove si ricoveravano gli animali, normalmente i cavalli, o si faceva il cambio dei carreggi, ecco. È un luogo di cambio di cavalli. Ha avuto il suo inizio ai primi del Novecento, quando il proprietario, che era il conte di Maniago, che aveva anche delle vendite di vino, ha dato, diciamo così, agli stallieri che erano qua la possibilità di vendere anche parte del suo vino, un brulè, una cosa, diciamo così, che serviva perché faceva freddo. E poi dopo la guerra è diventata osteria con cucina, e ha continuato per un lungo tempo con la famiglia Turchetti, fin quando poi negli anni 85 siamo subentrati noi Mancini, io in particolare perché amavo le osterie, facevo tutt'altro mestiere. Ero sottufficiale della Giulia, ho lasciato tutto e ho riaperto questa osteria, che in quel momento proprio legato anche al fatto che il comitato partiva e insieme abbiamo ridato vita a qualcosa che in quel momento chiudevano tutte le osterie. Ha chiuso il Lepre, ha chiuso il Roma, ha chiuso la Nave, ecco. E diciamo che in quel frangente c'è stato un capovolgimento, diciamo così, deluso, perché poi in quei momenti lì, come forse qualcuno ricorda, si era contro tutto quello che era l'alcol, sembrava un luogo dove in effetti c'erano solo ciocchettoni. Invece l'osteria è un luogo di cultura, un luogo di folklore, un luogo di realtà, un luogo dove c'è la convivenza, c'è la maniera di poter stare insieme, e mai come in questo momento per noi friulani, ma credo per tutti, ci sia stata la mancanza di questo contatto, di questa volontà di stare insieme, di questa volontà di dire magari stupidaggini che servono a rompere la quotidianità della vita, perché il quotidiano è straordinario perché ci fa stare insieme. Il quotidiano diventa terribile quando la quotidianità, come le lancette dell'orologio, tac, 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 scandiscono un tempo che non ci piace. Ecco, per cui il vecchio stallo, l'osteria e tutto questo insieme, vecchio stallo intesa come osteria friulana, perché l'osteria friulana è nel nostro DNA e nessun friulano non sa cos'è l'osteria. Per cui io direi che dobbiamo essere contenti se ogni giorno qualcuno riapre un'osteria, e l'oste è la realtà delle osterie, perché ogni osteria ha il suo oste e ogni osteria ha tutte le qualità e tutti i difetti che i clienti accettano.
Quindi l'osteria è veramente molto antica. In che zona di Udine ci troviamo? Allora, qui noi siamo praticamente dietro il Tempio Sario, via Poscolle, via Marangoni, all'inizio di Viale Venezia. Poi se vogliamo raccontare in verità la storia delle osterie, abbiamo fatto durante il periodo di Friuli Doc, anche se era abbastanza condizionato, una trasmissione con una professoressa dell'Università di Udine che ha fatto la storia delle osterie dal 1300. Dovete pensare che a Udine nel 1300 c'erano più di 300 osterie, perché Udine era una grande vigna e ogni luogo di Udine aveva un casolare, una vigna e tutti facevano il vino. E c'era una legge fatta dal comune di Udine che dal primi di novembre, praticamente da quando il vino per noi diventava bevibile, fino al 1° in nessun luogo di Udine si poteva vendere vino che non fosse di produzione della città. Questo a salvaguardia di qualcosa che nel tempo dobbiamo mantenere e dobbiamo trasmettere. E adesso facciamo un'incursione in cucina dove incontriamo Vittoria che ci spiega cosa c'è sui fornelli. Profumo delizioso. Cosa proponiamo oggi per i nostri clienti? Allora, oggi abbiamo il ragù di salsiccia, che è una cosa molto tipica friulana, di solito noi lo serviamo con le mignaccolis, che è una pietanza fatta in casa con il latte, il formaggio e le uova, è una piccola pasta praticamente. Qua abbiamo semplicemente abbiamo diversi primi, tutti tipicamente friulani, tipo i cialcions, che sono dei mezzi ravioli con dentro spinaci, ricotta, pera, mela, chio di garofano, menta e cannella, e vengono serviti col burro e ricotta. Poi ci sono le tagliatelle al ragù di salsiccia, ovviamente, i gnocchi di sauris, che sono gnocchi di pane e vengono serviti ovviamente con ragù di salsiccia. E poi abbiamo diversi primi, sempre tipicamente friulani, come il frico, che è un tortino di patate e formaggio, e la polenta, cosa molto classica. Il salame all'aceto, che è salame tagliato grosso, viene fatto in piastre e poi passato in padella con l'aceto e la cipolla. E il musetto e brovada, cosa tipica anche friulana, che è un cotechino servito con una rapa, la brovada. Questi sono i piatti invernali, invece in estate, che è un po' più difficile, si punta sempre sulla tipicità friulana e che cosa si offre al cliente? Allora, d'estate comunque il menù rimane, i 4 piatti tipici friulani rimangono, e per il resto ovviamente ci adattiamo. Abbiamo un bellissimo piatto misto estivo dove viene composto da ovviamente prosciutto crudo col melone, il pomodoro gratin, le varie verdure, insomma cerchiamo di abbinare la cucina mediterranea con la cucina friulana. Però noi tutto l'anno si trovano il frico, la brovada e musetto e il salame all'aceto, perché sono tipicamente da osteria. Allora, in un luogo agreste noi concludiamo questa prima puntata di un viaggio fra amici, ma soprattutto fra le tradizioni, i luoghi, le usanze delle nostre vecchie osterie friulane. Dopo questa prima puntata noi ci trasferiremo in altre località del Friuli per conoscere altri amici, ma soprattutto altre insegne di vecchie osterie.